Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuto a Mauro Corona, benvenuta a Marianna Corona e a Giovanni Pellizzato che condurrà con me questa chiacchierata. Stavo dicendo a Mauro Corona che io sono bellunese e in quanto bellunese, come dire, sono vissuta in montagna, facevo tutte le cose che si fanno in montagna, si passeggiava, sci alpinismo, sci, tutto questo. E per noi, come dire, normali amatori della montagna, Mauro Corona era un mito assoluto, che in quanto mito noi non potevamo frequentare, anche perché l'era, come si dice a Belluno, selvarego, cioè era un po' selvatico, per cui era difficile da avvicinare e da frequentare. E poi, essendo un mito, come tutti i miti, sono inarrivabili. Non avrei mai pensato che quel tipo di mito diventasse uno scrittore e diventasse anche uno showman, come si suol dire. Ma insomma, i destini, i destini, i destini della vita sono strani. E comunque siamo qui per il Mauro Corona e la Marianna Corona, scrittori. Allora, ci siamo un po' divisi, vero Giovanni? Maschi e femmine, maschi e femmine. Esatto, abbiamo studiato questo schema così, un po' banale, ma... Allora comincio io con il libro di Mauro. Ma mi fai salutare queste persone? Sì, ma puoi... perché vuoi fare anche tu l'introduzione, va bene. No, io introduco più poco ormai, però almeno con loro vi ringrazio, era dai tempi che vi ringrazio di essere numerosi. Io ho avuto 3 figli qui all'università, poi si sono spostati, ma sono molto legato a Venezia. Adesso verrò a vedere anche la Biennale e mancavo da una cosa pubblica a Venezia dei tempi del Campiello, che mi avevano illuso che lo vincevo, e io da buon ingenuo mi sono lasciato abbindolare. Comunque l'unico vantaggio di quella finta promessa vittoria è che mi ha fatto girare l'Italia partendo da qui. Torno molto volentieri, prima sono venuto a piedi e ogni volta mi emoziona Venezia. Che ne dicano, se ne parli, che dura, che non dura, io quando vengo qui ogni angolo, ogni scantonata, ogni ponticello mi inciampo perché guardo quest'acqua che viene avanti o indietro. Il mio grazie, che siete numerosi, ve lo do con un aneddoto di Macedonio Fernandez, che fu il maestro di Borges, molto amico del padre di Borges, che tentava la letteratura, anche il papà di Borges, ma infinitamente minore del figlio. Quindi Borges, che era un uomo dolcissimo, ma aveva un cinismo e una cattiveria delicata. Si può dire delicata alla cattiveria? No, però bisogna dirlo. E Macedonio Fernandez, che è un autore pubblicato quasi zero, c'è un libro in Italia, aveva bisogno di soldi, ma era una mente suprema, una mente inarrivabile, come Pessoa in Portogallo o Souchany, un clochard a Parigi. E quindi Borges giocò questo scherzo, e questo è il mio grazie, che io non valgo nulla. Ogni tanto rilego i miei libri e non mi piacciono. Poi vi racconterò una cosa, non valgo, ma hanno deciso di farmi valere anche la bianchina, e quindi godo di questo immeritato valore o successo. Ma quando chiudo la luce per dormire so che non valgo molto. Sono stato uno spaccone, un arrogante, un maleducato. L'unica cosa che ammiro di me sono state le scalate, qualcosa faccio ancora. E allora Borges disse al maestro: guardi che c'è un teatro di Buenos Aires che lo vogliono a tenere una conferenza. Magari, sono anche senza soldi. E andò, tirarono le tende,
però adesso devo dire sipario, se no la gente non sa che si chiama il sipario. Aspetta che tiro il fiato un attimo. Teatro vuoto. Chi non si sarebbe, guardi come sono dolce, dico arrabbiato al posto di incazzato. Sto migliorando. Chi non si sarebbe arrabbiato? Invece Macedonio, che era una mente estremamente, tenne una conferenza di 1 ora e un quarto sull'umorismo. È un teatro vuoto. E parlò, ma veramente con... L'indomani Borges lo cercò per goderne dello scherzo, no? Io ho visto che ho riempito questa bellissima, guardatela su, Poiana, tu che non sai né leggere né scrivere, guardala su, però sa cantare Poiana, il verso degli uccelli. E lo trovò e disse: maestro, c'era pubblico. E Macedonio, ragazzo, Borges era giovane ancora, ma aveva già scritto Fervor di Buenos Aires e Quaderno San Martín, suoi 2 primi libri. Ragazzo, gli assenti erano così numerosi che se soltanto uno non fosse venuto non sarebbe riuscito a entrare. Questo è il mio grazie. Lei non beve, vero? Lei non beve un bicchiere? No, io posso. Siete tutti volete fare tutti plin plin. No, io da bellunese non posso non bere. Quindi, allora fatti dare un gotto. Il gotto è qui. Allora, entriamo nel libro di Mauro. In questo libro sostanzialmente un nonno, che secondo me sei tu, vero? Sì, insomma, si capisce che sei tu. Tutto quello che scrivi è un ritratto di te stesso, lo diceva il vecchio Borges comunque. Che è Mauro, ha 2 nipoti ai quali insegna l'amore per la natura, l'amore per gli alberi. Ma pur essendo il medesimo l'insegnamento, questi 2, non spoilerò la trama, ma perché si capisce fin dall'inizio, questi 2 ragazzi prendono 2 strade diverse. Ha insegnato ad amare gli alberi, lei li ama e li vuole salvare. Lui ne ha considerazione, ma li vuole tagliare e quindi diventa un grande disboscatore, assolutamente, come dire, disinteressato al destino di queste cose. Questa è una lezione di vita. Tu cresci 2 figli, saranno nipoti insomma qui, ma 2 figli nella stessa maniera e prendono strade diverse, molto diverse. Beh, l'esempio, allora questo libro è il seguito delle 5 porte, perché mi chiedevo che fine hanno fatto sti 2 ragazzini, perché c'è un libro, Le 5 porte, in cui un nonno porta i nipotini, ovviamente un maschio e una femminuccia, li porta a conoscere la montagna con le sue bellezze, i pericoli, nell'arco delle 4 stagioni, quindi 4 porte. La 5ª porta li conduce, guarda come sono attento, non ho detto la 5ª porta li porta, ma li conduce, mamma mia, devo stare beato il mio paese dove posso sbagliare. E la 5ª porta chiedono sti ragazzini, uno ha 11 anni, l'altra mi pare 9, non ricordo. La 5ª porta è lì, li conduce sulla curva del cimitero dove a primavera su da noi fiorisce un maggiociondolo, questi grappoli di oro che toccano la terra. E la 5ª porta è lì, il destino, quello che vi aspetta. Una parte lo deciderete voi, una parte ve lo regala la vita, il destino, e quella era la 5ª porta. Poi mi sono chiesto, che fine faranno sti 2 ragazzini? Non puoi lasciare sospesa una cosa così. E allora ho inventato questo libro che non è altro che un sogno, un'utopia ovviamente. E c'è sempre il bene e il male, il dottor Jekyll, Mr. Hyde, Nafta e Settembrini della montagna cantata. E lui è quello che mi hai detto, mi hai chiesto, è vero, perché tu cresci dei figli nella stessa famiglia, gli stessi metodi, ma è dentro di loro che hanno reazioni. È inutile. Quindi la ragazza, dietro gli insegnamenti di questo nonno noioso Barbò, perché io mi faccio a fette, il prossimo libro, sì, ma qui sono ancora stato edulcorato, mielo,
prossimo libro è tremendo, è molto delicato. Quindi la ragazza, dietro gli insegnamenti del nonno, che era piuttosto sentenzioso, bisogna far così, colà, non fate così, poi lui ne aveva fatte combinate, e studia a Padova, a Forestale, e la sua missione è di salvare gli alberi, guarirli dalle malattie, ma non solo, da tutto quello che minaccia i boschi, gli alberi, i boschi. E c'è un conflitto, il ragazzo che si era rotto le scatole da questo barboso nonno, non fare così, no, i boschi li vuole sfruttare e diventa miliardario tagliando boschi. Addirittura va in Brasile a imparare da Bolsonaro, che io chiamo Bolsonano, che lui ha distrutto l'Amazzonia, insomma, e che c'è questo conflitto tra i due. È la prima volta che uso i dialoghi, ma poi vi racconto la genesi di questo libro. E lui dice: tu vuoi salvare gli alberi? Beh, allora comincia coi piromani che distruggono chilometri quadrati di boschi, combatti prima quelli che le malattie. Cioè lui ha tantissime ragioni. Alla fine lui gira tutto il mondo, diventa miliardario, eccetera eccetera, ma mi viene a ridere perché ci sono dialoghi che mi fanno anche perché lui oppone a lei veramente le risposte che merita. Quando riprendo tra un po', questo libro è stato stampato da quelli sciagurati, e qui so che c'è la mia amica Cecilia della Mondadori, ma lei non è un boss della Mondadori. Quei farabutti, registratemi pure, hanno stampato un libro distribuendo 70.000 copie, anzi 76, ma mi fermo a 70 che sono modesto, senza un capitolo. Mancava di un capitolo e mi sono accorto, uno che scrive un libro sa memoria, ho aperto, ma non c'è un colpevole, ma avevano promesso, perché il libro è stato rovinato, avvenducchiato, anche perché mi presto a fare queste conferenze che mi piacciono anche, ma sempre meno perché non torno mai a casa prima delle 5 di mattina, quindi ne va della mia salute di 76enne. E quindi ha stampato allora, per quanto sia fallito un libro, l'autore ne risente. Non c'è un colpevole, non ha fatto nulla promettendo, permettetemi ste polemicuzze, che danno il sale alla serata, se non vengo qui a fare l'intellettuale, io non sono intellettuale, sono un sopravvissuto a se stesso, ma non intellettuale. E quindi adesso l'hanno ristampato con il capitolo compreso, ma non ho trovato un avvocato famoso, che lo conoscerete, Maurizio Pani, che mi ha detto: chiediamo danni. I danni, no, non mi interessa i danni, a me basta un pasto al giorno, 1 litro di vino, non chiedo, non mungo da mucche in essiccamento, però mi è dispiaciuto molto di questo. Adesso l'hanno ristampato e cerchiamo di salvarlo, ma loro non hanno fatto nulla, promettendomi a Milano, a Book City, facciamo qua, facciamo là, riempiremo le librerie, faremo mea culpa, vedete come la vita. Ora, sul piano economico, la Mondadori devo baciare dove camminano, ma ho in serbo la bomba. Ho già tirato fuori la sicura e una sera o l'altra a quella trasmissione all'arma bianca tirerò la bomba. Quindi ecco, tornando a questo libro, alla fine c'è sempre un riscatto, un ritorno al paese d'origine, perché le radici sono elastiche, sono elastici. Tu puoi allontanarti in Patagonia, in Groenlandia, dove sono stato, e cambiare posto, cambiare modi di vita, cambiare la gente, perché quando vai via, più che il posto, cambi la gente. È difficile vedere sempre la stessa gente che parla senza aprire bocca e ti giudica e ti odia, a volte ti stima senza mai aprire bocca. Però le radici sono elastiche, alla fine uno
si estenuà, si stanca, si sfinisce e appena molla le mani, bam! Le radici elastiche ti riportano a casa dove hai avuto l'infanzia, le prime emozioni, i primi amori. Ecco. Io per evitare questo ritorno, diciamo, violento di un elastico titolo, non sono mai andato via. Ecco. Allora facciamo un merlo all'alba. Intanto il merlo, poi vogliamo sentire anche gli altri, che non fa solo il merlo. Ho visto un video prima dove lui praticamente sembra San Francesco, perché ci sono due gabbiani e lui colloquia col loro verso con i gabbiani, i quali lo guardano così. In cocaì, come si direbbe qua a Venezia, quindi in cocaì. Allora andiamo invece su quest'altro libro che appunto per me è stata una bellissima scoperta. Il libro di Marianna che in realtà appunto è un insieme di narrativa, di piccoli racconti deliziosi, ma anche di riflessioni profonde che Marianna nasconde, se vogliamo, in certi modi, magari anche semplici e immediati, ma con dei contenuti molto forti. Allora io, Marianna, ti volevo chiedere innanzitutto questo. Io mi sono documentato perché appunto, avendo letto questo libro, ero molto curioso di capire se questo era il primo. In realtà tu esordisci con un romanzo vero e proprio, Levente. Quello è il tuo primo. Ecco, questi, diciamo, questi contenuti, questi piccoli racconti e anche così, sembrano quasi delle guide spirituali, no? In certi momenti. Dopo vi leggerò dei passaggi che mi hanno particolarmente colpito. È evidente che derivano da un tuo rapporto veramente straordinario che hai con la natura, con il paesaggio e con tutto quello che riguarda l'insieme tra la natura e la spiritualità. Ecco, io volevo capire un po' come nascono queste, non so, dirli racconti forse è un po' riduttivo, come nascono queste riflessioni e soprattutto appunto come siamo arrivati a metterle giù in questo libro che nella sua fatto che sia contenuto però è di una raffinatezza con dei disegni che alternano i racconti che sono veramente straordinari. Allora, buonasera, vi ringrazio insomma di essere qui, molto emozionata di essere a Venezia. E come nascono questi libri, questi racconti? Allora, c'è da dire che nasce tutto ovviamente da un mio percorso, un mio vissuto. Ho sempre molto amato ovviamente il legame con la montagna e gli alberi, tutto quello che è tutti gli elementi naturali mi affascinano molto e essendo vissuta in montagna quindi questo legame si è consolidato a mano che crescevo in questo piccolo paese di montagna e avevo anche il mito di questa montagna forte a cui aspirare, no? Essere sempre forti, essere sempre duri, andare avanti nonostante le difficoltà, finché non ho incontrato sulla mia strada una malattia oncologica, quindi un tumore al colon, all'intestino, e da lì c'è stato uno stop forzato, uno spaesamento, una specie anche di oblio, lo chiamo adesso, da cui dovevo in qualche modo tirarmi fuori. Quindi avevo come appigli, come essere su una parete da 8A, quindi molto difficile. Gli appigli che si trovano sono nascosti, di solito molto piccoli, molto rari. E lì attorno avevo, oltre alla mia famiglia,
un piccolo paese di montagna, era inizio primavera, quindi è proprio questo periodo, il 31 di marzo, ormai tanti anni fa, quindi nel 2017 partiamo, ma vi racconto un po' la genesi di questi libri, di queste pubblicazioni. E da lì appunto è iniziata, oltre che la mia paura, il mio spaesamento, anche una sottile, nascosta e leggera rivoluzione interiore. Ho iniziato a diventare molto più essenziale, a capire al volo cosa mi facesse stare bene, cosa mi nutrisse realmente l'anima e cosa invece era superfluo, e soprattutto ho capito che non stiamo correndo alla fine da nessuna parte. Ogni volta che tornavo da una camminata, che non erano più i trekking che facevo prima, erano piccole passeggiate attorno al paese, anche perché dovevo proprio rinascere, dopo un'operazione si rinasce proprio dalle basi, non riuscivo a aprire neanche più un cassetto, quindi bisogna dare al corpo, altra cosa che ho imparato, ad ascoltare il corpo, quindi bisogna dare al corpo il tempo di riparare, ricucire, di andare avanti, quindi assecondarlo. Da lì tornavo da queste camminate, come già mi capitava da fare sempre, già mi capitava spesso, insomma, di farlo, di scrivere delle osservazioni, dei piccoli appunti, delle frasi che mi rincuoravano, mi davano sollievo. Quindi è un rifugio proprio per quello, perché quando si è un po' spaesati volevo creare un libro che mi desse sollievo. Nasce molti anni dopo, la storia della malattia oncologica l'ho raccontata col primo libro, di cui ricordo benissimo la mail di Giulia Ichino, editor della Rizzoli, della Giunti all'epoca, che mi ha chiesto: vuoi raccontare questa storia? E ho detto di sì, perché fino allora scrivere, seppure la pratica della scrittura accompagnasse le mie giornate spesso e volentieri, pubblicare con un padre già scrittore affermato mi sembrava terreno alquanto scivoloso e molto anche ostico. Ma in quel momento di vita a Giulia Ichino ho detto tutta entusiasta sì. Poi sono iniziate le titubanze, perché scrivere per sé è diverso che scrivere per un ipotetico lettore, pensare a qualcuno che riceve il messaggio. E mi sono messa di buona lena a scrivere, scrivere, scrivere. E poi ho continuato, perché la scrittura penso sia, io sono anche insegnante di yoga in questo percorso, anche lo yoga, ecco, era uno di quegli appigli a cui mi sono aggrappata molto e mi aiutava nel dire proprio stare bene. Innanzitutto la scrittura mi aiutava a concentrarmi sul momento presente, quindi a non pensare a quello a proiettarmi troppo in avanti nel futuro, a non immergermi troppo con malinconia al passato. Mi riusciva a focalizzare sul momento presente, andare avanti neanche di giorno in giorno, proprio di ora in ora. Quindi poi è nato appunto l'Event, che invece si discosta da tutto quello che è la scrittura personale e un po' autobiografica, perché mi sono proprio detto mi libero, invento, quindi è nato questo romanzo molto crudo, una fiaba nera, molto crudele a tratti, molto ecologico, quindi ci sono queste creature che sono arrabbiate col genere umano perché distruggono le piante e gli alberi, a proposito di cura, no, della natura, che poi si rivolge anche alla cura che abbiamo per noi stessi alla fine. E Rifugi per un tempo sospeso, sempre una proposta di Rizzoli, voleva raccontare una montagna, come vivevo io la montagna nella quotidianità. Quindi ho pensato, ho detto racconto una cosa che non vedo fare quasi mai, ovvero raccontare una montagna un po' nascosta, quella della quotidianità. Si racconta sempre una montagna piuttosto turistica, in cui ci sono solo servizi in cui per andare appunto a divertirsi a hobby, ma c'è una montagna più nascosta che è quella di tutti i giorni. Quindi tornare sugli stessi sentieri, aiutarsi nella quotidianità a trovare dei piccoli momenti di sollievo in una passeggiata attorno agli alberi, raccontare come può diventare una camminata in mezzo agli alberi un pretesto per osservare la natura, quindi provare a camminare anche in gruppo in modo silenzioso e scrivere
parole che quella camminata ci suggerisce. Quindi vari spazi in cui il titolo racchiude un po' il senso di questi mini racconti, rifugi per un tempo sospeso, in più rizzoli illustrati. Ha coinvolto una bravissima illustratrice che è Giulia Borsi, che ha creato la magia nella magia con queste bellissime illustrazioni molto dettagliate e realistiche. Una lettrice mi ha proprio confermato, sembra di entrare in un bosco, che accompagnano i vari racconti. E questa è un po' la strada che ho intrapreso verso la scrittura. Ecco, è un mio percorso, nasce da un mio percorso personale, io lo chiamo anche un percorso terapeutico, perché insomma io non ero molto abituata a raccontare di me. Voi mi vedete qui adesso su un palco che racconto, però di indole mia nel passato, fino ad avere una malattia oncologica che ti fa cambiare prospettiva e dire sai che c'è, io provo. Ho iniziato a raccontare prima ai medici che mi chiedevano tutti i giorni come stai e dovevo saper dire, e quindi ho imparato piano piano a raccontarmi, a tirare fuori, ecco, e questo fa parte di questo piccolo percorso personale, ecco, che sto intraprendendo piano piano. Vi ringrazio. Grazie Marianna. Dopo ti voglio chiedere una cosa veloce su queste passeggiate silenziose con i taccuini, con i block notice. Leggo un po', vi faccio capire il tipo di scrittura di Marianna. Siamo appunto in quest'ambito di una passeggiata lunga in gruppo, però in un gruppo silenzioso. Magari ce lo racconti meglio perché è una cosa molto curiosa. E dopo questa lezione, questa seduta di yoga, Marianna scrive: appoggio una mano su una corteccia, siamo in mezzo agli alberi, cioè completamente in un luogo completamente selvaggio. Sento un peso svincolarsi nel petto, un blocco che fino a prima era cemento si scioglie, raggiunge il cuore. È un'energia sopita che si libera dalle tensioni e mi regala sollievo. Questo accade in mezzo alla natura, ci si rinfranca, ci si ricarica di vita nuova. Ecco, io credo che questo sia un po' il significato, no, di queste camminate, e adesso però voglio che spieghi un attimo come funzionano queste camminate. Mi hanno molto incuriosito nel primo racconto, di gruppo ma silenziose. Sì, allora quando si passano per esperienze insomma che ti portano a riflettere molto sulla vita e sulla morte, questo me l'ha spiegato proprio una psicoterapeuta. Non di rado accade che le persone cercano una loro spiritualità personale, quindi un senso a quello che si è vissuto e ci sarà, quindi proprio un senso vitale in noi. Io, essendo una persona molto pragmatica, ogni tanto ridendo mi definisco un RIS mancato, quindi ho bisogno di prove concrete. Per me era molto difficile lavorare, e lo è tuttora, lavorare su una spiritualità. Quindi la cosa, anzi l'elemento vitale, l'essere vivente che più mi ha dato spunti in questo senso, e la frase lì lo si intuisce, sono state le piante, gli alberi in particolar modo. Quindi ho detto, se qualcuno ha creato la vita sulla Terra attraverso l'ossigeno, quindi se vogliamo creare, ricercare una specie di entità superiore, ecco, io mi sono proprio molto avvicinata alle piante e agli alberi, quindi li considero proprio dei punti di riferimento, dei saggi, veri e propri saggi, tant'è che ho il mio sentiero di alberi custodi, tutta una cosa mia che li riguarda. Questa passeggiata nasce proprio da queste riflessioni. All'epoca avevo proposto questo trekking più yoga, quindi con una guida, in uno dei posti più caratteristici che abbiamo delle nostre Dolomiti friulane, che sono Dolomiti anche lì nascoste, ancora fuori dal turismo di massa, e molto silenziose, molto selvatiche, tant'è che lo stesso giorno abbiamo incrociato anche una cerva che ci ha guardati come dire ma cosa state facendo, e poi è andata via ancora via in mezzo agli alberi. Quindi l'idea, eccola qua,
l'idea era quella di lo yoga connette un po' mente, corpo e respiro e territorio, cioè non è che si fa yoga per se stessi, in teoria dovrebbe abbracciare poi tutto quello che abbiamo attorno, quindi l'idea era andiamo a fare questa camminata più meditazione e yoga, ma nel tragitto non sarà una semplice camminata, attiveremo già la nostra percezione, cercheremo in gruppo di non parlare, vi assicuro che è molto difficile anche per me che ho molta confidenza con solitudine nel parlare poco, ma in gruppo viene, soprattutto in montagna, viene da raccontarsi, da scambiarci parole, aneddoti, soprattutto se persone non si conoscono, no? Quindi si procedeva invece in silenzio, ognuno col block notice, dove l'esercizio era trascrivere le parole che ci venivano in mente durante la camminata. E poi questa cosa è poi legata a un altro esercizio che vi racconto in un altro racconto, per l'appunto. E quindi vi assicuro che le persone dopo un momento di spaesamento invece si sono immerse in questo silenzio, che non è un vero e proprio silenzio, perché nel bosco, nella natura non c'è nulla di assolutamente silenzioso, ma come accenno in qualche frase, i rumori della natura, a differenza di quelli artificiali, sono un po' ostici per l'essere umano. Cioè il contrario, mentre il rumore artificiale è un po' ostico, di solito i rumori naturali ci calmano e ci tranquillizzano, soprattutto quelli del bosco, che riguardano il fruscio delle piante, appunto gli animali che invisibili li chiamo, no? Quindi c'è molto da osservare, molto da capire e molto da intercettare nel nostro animo. Quindi ecco, la camminata era questa, l'idea era quella di tornare anche in modo silenzioso, ma spesso dopo appunto la tappa al rifugio, ecco, ci scioglievamo anche perché il senso non è trattenere ma rilasciare, quindi alla fine, ecco, della giornata, al rientro, si chiacchierava amabilmente. Tutte esperienze che poi una volta a casa sfociavano in un piccolo racconto, uno spunto, qualcosa che poi elaborandolo di volta in volta si sono tramutati in progetto editoriale. Bene. Viva. Grazie. Ma possiamo sapere come si chiama il signor Poiana di nome e di cognome? Costante Biz. Oh là! Perché non l'abbiamo presentato, quindi No, Costante Biz. Gli ho appioppato io questo nome che un po' non rende la sua dignitosa posizione di uomo dei boschi, davvero. Io fingo molto, lui invece è reale. La Bianchina l'ha portato la prima volta, ve l'ho reso famoso. Lo chiamano nelle scuole, nei festival. E gli ho fatto, tra l'altro Aldo Grasso ha scritto finalmente una serata di grande televisione, perché c'era poi, e lo capisco, avete visto l'applauso, a me quasi niente, a lui uno scroscio, ma se lo merita. Però la Bianchina mi fa, perché è ingenua, no? Bianco vuol dire puro e quindi ingenuo. Ma che uccello è? E io ho bevuto, ma Bianchina non conosce gli uccelli, ma lo dicevo non con un sottinteso erotico. È venuto fuori in casino, a me sta. Allora faccio un tordo botaccio. Formidabile. No, volevo dirvi, sono cose anche private, ma non esiste il privato quando il dolore accumula tutti quanti. Cioè, quell'idea che i panni sporchi vanno lavati in casa è stato la rovina della società. Vanno lavati all'esterno.
in pieno sole e vento e aria e pioggia, in modo che chi appartiene a questo dramma o a questi panni sporchi dice: ma allora anche lui, allora anch'io, allora possiamo sostenerci. Questa omertà del non dire ha rovinato l'umanità. Allora volevo aggiungere al racconto di Marianna. Io prima ho fatto della polemica perché è giusto farla. A una certa età, diceva Achille Campanile, sempre un'età incerta, quindi io salto di qua e di là. Appena ho intravisto l'ombra geniale e scaltra di Cecilia Palazzi della Mondadori, prima non era arrivata, adesso l'ho vista perentoria e veloce, e quindi si è risparmiata la mia filippica contro la Mondadori, ma non contro di lei. Quindi prima ho brontolato, perché è giusto brontolare. Quando uno ha troppo brontola, ma dipende dov'è quel troppo: nel conto in banca o nella paura della morte. Quindi ho scoperto la felicità questi anni qua ultimi. È una felicità breve, che dura il tempo di un'analisi, di un attack, di una PET. Perché come Marianna ho un'altra figlia colpita da quell'affare lì, chiamiamolo affare. Sono guarite, stanno bene. L'altra figlia ha cominciato a scalare, a fare biciclette, ma è la mia felicità che non avevo mai, cioè l'avrei potuta conoscere, avrei potuto conoscerla, ma l'ambizione, la notorietà, quei casini là avevano un po' distorto dalla vera felicità. Adesso quando arrivano le mie figlie mi dicono: abbiamo fatto le analisi, le PAT, le PIT, le PET, le non so come dire, tutto a posto. Ecco, in quel momento so cos'è la felicità e non chiedo altro, però permettetemi di far casino con quei becchi della Mondadori. Vabbè, fischieranno le orecchie alla Mondadori e vabbè. Ma lascia che li fischi. Che gli fischino. Lui fa i fischi, fa la fischi anche alla Mondadori. Allora, prendo leggo alcune righe del libro di Mauro, perché questo nonno aveva inculcato queste regole ai nipoti. La prima, assoluta, il rispetto verso il creato e i suoi abitanti. Lui, che un tempo era stato cacciatore, ora insegnava a non uccidere. Bisogna aver razzolato male per indicare bene. Seconda, conoscere a fondo la natura per goderne i favori senza incorrere in pericoli. Terza, ed è quella che a me colpisce di più, usarla sì a scopo di vita e benessere, ma levando dalla sua gerla soltanto ciò che serve a campare, prelevando di tutto ma con parsimonia e senza ingordigia. Chi si arricchisce strizzando la natura come un cencio sbaglia. Pochi giorni fa abbiamo avuto un incontro con Stefano Mancuso, che ci ha parlato del cantico di Frate Sole e dell'usus pauper delle cose, cioè utilizzare le risorse che ci dà la terra, e che ce ne dà tanto, ma con la consapevolezza che non sono nostre e che dovremmo usarle per quel tanto che è necessario per poterle lasciare agli altri ora e agli altri che verranno. Questa filosofia del nonno mi intriga molto. Cosa hai da dire su questo, Mauro? Tanto ammiro molto Stefano Mancuso, ma è arrivato 30 anni dopo di me. Se leggete le voci del... No, insomma, adesso tutti abbracciano alberi. Citava San Francesco. Io ho visto un programma in TV l'altro giorno che parlava di abbracciare le piante, l'energia. Leggetevi le voci del bosco, 30 anni fa, nel 97. Però non voglio fare polemiche, per carità. C'è un altro Mancuso che sa cos'è Dio, cos'è la fede, cos'è... Ci sono, vabbè, dai, Corona, fermati lì, perché io ho 2 Corona. Uno mi dice sta calmo, fermati lì. Sono Corona 2. Ma no,
io sono stato un uomo negativo, però ho avuto la capacità, forse anche l'intelligenza di riconoscere i miei errori, e questo mi assolve parecchio. Quando io mi imbatto in molti ambientalisti, ecologisti, animalisti, fraschisti che mangiano solo frasche, Rigoni Stern, che mi ha aiutato molto nei miei inizi, mi diceva: caro Mauro, il bosco, la natura la va sfruttata. Diceva sfruttata in maniera molto dolce e elegante. Cioè, se tu hai un ciuffo di faggi di 20-25 faggi, se non li riduci a metà, si soffocano a vicenda. Il bosco va sfoltito perché respiri e cresca. Invece oggi non puoi tagliare più niente, non si può tagliare niente, è diventato, ma io so perché c'è tutto questo non rispetto della natura. La gente ha capito. Una volta eravamo bloccati, rallentati o fermati da una fede che non esiste più, e lo prova il fatto che la gente va a messa e poi ne combina di cotte e di crude. I più grandi boss della mafia avevano la Madonna, Gesù Cristo, il crocifisso, Padre Pio nei covi, e quindi c'è questo. La gente ha capito, non mi riferisco a voi ovviamente, ognuno faccia quello che gli pare, ma Dio vede, almeno così mi dicevano al collegio Don Bosco, poi al collegio degli Stimattini a Udine, ho studiato coi preti. C'è questo, lo chiamo, io l'ho battezzato nichilismo del terzo millennio, cioè la gente ha capito, non ha più quei freni di un tempo, la paura del castigo, la religione, i morti. La gente ha capito che si vive poco e male, chi ha la salute. E io lo chiamo, allora la persona comincia a dire, poi tra l'altro i fatti di sempre, ma soprattutto attuali, le guerre, l'ammazzamento di bambini, donne, la ferocia di questo, uno comincia a dire: ma che ci sto a fare qui? Tanto vale che io mangia, beva, gozzovigli, se posso. E perché morto io non esiste più nulla, perché io non ci sono più a godere di quello che c'è adesso. Lo chiamo il nichilismo del terzo millennio, ed è il primo passo, anzi il passo grande per la fine, perché se non abbiamo un'idea, una speranza, un progetto, un sogno per un futuro, è finita lì. E quindi i miei libri, le mie povere cose, diceva Goffredo Parisi, puntano a far riflettere su questo, ma è inutile. È inutile. Mozart diceva: la musica è tra le note. In questo libro c'è una speranza che pochi hanno colto, ma intanto voi non leggetelo neanche, compratelo, perché a sto punto qui, ma no, a sto punto qui, l'idea di mandare un messaggio, questo è un libro super ecologico. E quindi è giusto provarci. Io devo farlo perché mi aiuta a vivere, scolpire, scalare, scrivere. L'altra S non la posso più fare, però queste tre ancora mi riescono. E però è una battaglia inutile, una cosa, ma a me aiuta molto. Sono un uomo molto inquieto e anche disperato. Ho avuto l'infanzia difficile, che l'ho anche descritta, abbandonato dai genitori, eccetera, eccetera. Io avevo 6 anni, mio fratello 5, poi ammazzato in Germania, e l'altro ancora vivo. E tutto questo. Allora, Antonin Artaud, di cui parlavo a Giovanni se mi trovava un libro, morto in manicomio, prosatore, poeta, ma drammaturgo, come Robert Walser, che morì in manicomio di Risau il giorno di Natale, come Carlos Gorlón, morì anche lui, ma lui morì a casa. Diceva Artaud, nessuno ha mai scritto, scolpito, dipinto, fatto musica, io aggiungo cantato, bevuto, fatto l'amore o quant'altro, se non per uscire di fatto dall'inferno.
quando scalo non riesco a liberarmi del passato e Criniaschi, che ha scritto Migrazioni, lo sapeva, infatti rinnegava il passato. Ma come fai a rinnegare il passato? Milos Criniaschi diceva il passato, gli chiesero, il passato è un abisso fosco e spaventoso, ciò che è entrato in quel crepuscolo non esiste più. E poi si fermò lì, anzi non è nemmeno esistito. No, caro Criniaschi, mi pare fosse ungherese, il passato esiste e pesa molto. E quindi Antonin Artaud diceva così, però c'era anche Chekhov che diceva, ecco, vi sto elencando queste citazioni perché io mi proteggo, essendo d'accordo con questi enormi scrittori. Chekhov diceva, si scrive perché abbiamo sbattuto il muso e ce lo siamo fracassato, il naso, cioè, scrive. Beckett, lo so che scrivere è violare la perfezione del silenzio, ma era l'unica cosa che mi teneva in vita. Beckett, però c'è anche il lato, diciamo, che è sepolto qui, Josip Brodsky. Non si scrive per la caducità della propria carne, ma per salvare qualcosa della propria civiltà personale e anche quella degli altri. E però non basterebbe, c'è il lato vanitoso. Sandor Marai, quello delle braci. Gli chiesero cos'è la letteratura. 80% vanità, 20% come qualcuno che ti suggerisce. A me succede questo. Io non ho mai avuto una scaletta, un progetto, un programma, una linea, niente. Io ho scritto Storia di neve in 11 mesi di sbronze notturne. Il mio problema è stato il vino, ma non lo dico per vanteria. Il problema dell'alcol e colpisce soprattutto i ragazzini, i giovani. Io ormai sono alla fine della curva. Diceva Pessoa, la morte è la curva della strada. Morire è solo non essere visto, ma se ascolto, sento il tuo passo esistere come io esisto. Io vorrei che non sentissero più neanche i miei passi, sinceramente. Ecco, queste cose mi tengono fuori da me. Scalo e penso alla morte, alla malattia, al passato, alla vita. E non riesco a togliermi, scolpisco idem, ma quando scrivo non esisto più. C'è un altro che mi dice le cose. Scrivo di notte perché non riesco a dormire. Cosa volete che faccia? Sopportatemi così. Beh, Mauro, è sempre un piacere, una cosa meravigliosa ascoltare. Che dico le mie mancanze, non gli allori. Ho assistito perdonami, ho assistito a tante conferenze anche di scrittori famosissimi, di prestigio, che fanno l'intellettuale. Cosa volete che faccia l'intellettuale? Mettono l'orologio qui, perché quindi uno che viene a parlare con voi, a stare in compagnia di voi, a sentire i vostri problemi, i vostri dolori, anche le vostre piccole gioie e condividere. Io vi sto parlando di me per essere aiutato, invece questi mettono l'orologio lì e sfoggiano la loro. Ecco perché non mi piace che mi dicano intellettuale che hanno perduto il ben dell'intelletto. Povero Dante, se fosse qui. Bon, parla tu adesso. No, una cosa velocissima che mi hai fatto venire in mente, perché appunto è sempre un piacere ascoltare queste tue citazioni e a mia volta ti faccio una citazione che viene da Eliot, Thomas Stearns Eliot, che nella Terra Desolata scrive esattamente quello che stai dicendo tu, cioè le citazioni, questi frammenti io li ho messi a sostegno delle mie rovine e quindi tante volte è proprio citando che noi ci costruiamo. Non bastano, Non Giovanni, basta. no. Non basta. Torno da Marianna. Sì, scusami. Allora, Mauro, appunto, parlando prima dell'aspetto della natura, degli alberi, del fatto, citava Rigoni Stern, il fatto che appunto un bosco noi ce lo immaginiamo come un qualcosa che deve essere assolutamente selvaggio e invece no, deve essere comunque regolato.
tu in realtà fai un passo indietro. Nelle piante tu, in vari punti del tuo libro, tu dalle piante trai metafore, mi viene in mente un bellissimo tra l'altro anche il disegno, perché ogni racconto ha un disegno che sembra veramente distillato. Io non so se ti sei messa d'accordo con la disegnatrice o se lei li ha tratti. No, ha letto i racconti e poi ha tutta sua ispirazione. Quindi fantastico, perché appunto va a cogliere sempre l'essenza di quello che è il racconto. Appunto c'è un albero che in qualche modo è una metafora, no? che riesce a sopravvivere in una posizione assolutamente stranissima, in disequilibrio, eppure con le sue radici più profonde che i rami riesce a stare al suo posto e a sostenersi. E dall'altra parte io ho trovato veramente straordinario quel passaggio dove tu parli del quando pulisci la polvere dalle piante di casa. Questo è un gesto di una delicatezza e di una profondità che veramente mi hanno colpito e mi hanno fatto capire qual è veramente il tuo rapporto, perché uno si immagina, a me è chiaro, no? Gli alberi, il bosco, tutte queste cose che ci vengono automatiche, appunto come diceva anche Stefano Mancuso, no? Cioè, è anche una moda in qualche modo, ma avere una cura del genere per la pianta di casa significa che c'è qualcosa di più. Sì, io eseguo perché poi appunto avendo questa passione per le piante che è un po' nata anche e soprattutto durante la pandemia, mi informavo su come stessero più o meno bene, trovare il posto ideale, insomma è un essere vivente, quindi seppur silenzioso insegnano molto, quindi c'è una pratica che in realtà ho ritrovato anche in alcune meditazioni orientali, quindi giapponesi più che altro, che hanno proprio il culto della pianta, in cui c'è questo spolverarle delicatamente perché comunque assorbono anche dalle foglie, quindi se c'è polvere tendono appunto a assorbire, a respirare meno, a funzionare meno. Quindi sì, gesti di cura e di, se vogliamo, affetto, che in un'epoca molto piena di nevrosi come la nostra, molto sganciata dalla realtà, molto mentale, molto avvinghiata ai device, servono per sempre tornare al momento reale dell'esistenza, che altrimenti si perde un po' via. Io stessa a volte mi ritrovo in questo circuito indaffarato in cui devo proprio dirmi respira, fermati, sei in questo momento, perché altrimenti si tende a proiettarsi, appunto a caricarsi di stress, che è molto difficile da togliere. Quindi io stessa ho dei momenti in cui sono intrattabile e rispondo male. So riconoscere che sono momenti di fragilità, di stress, di non avere più il tempo di decongestionarle, di prendersi dei momenti di riposo. Ecco, dopo la malattia oncologica ho rivalutato i momenti di riposo, nei quali prima mi sentivo quasi in colpa nel dover fermarmi. Per quale motivo? Un po' per appunto cultura, per come si è cresciuti, come si è abituati anche ad affrontare il mondo del lavoro, cioè quindi l'inconscio, poi la personalità elaborano molto di tutto ciò e probabilmente lo stop forzato mi ha aperto grandi verità in questa vita, e gli insegnamenti degli alberi ne traggo in continuazione. Tu hai fatto l'esempio dell'albero filosofo che prova anche dove sembra impossibile, un po' come il rapponzolo di roccia, in posti in cui non si direbbe mai che cioè non si pensa potrebbe attecchire una pianta, ecco che invece troviamo un albero, seppur con le sue difficoltà, oppure un fiore sgargiante come il rapponzolo di roccia, che in questa parete di roccia grigia c'è proprio questo fiore che sembra dire eccomi qua, perché è proprio viola e verde, quindi in tutta la sua bellezza. La natura è piena di questi contrasti che io amo molto, perché li abbiamo anche nella vita in noi stessi, quindi questi contrasti tra roccia dura, delicatezza del fiore. Quindi ecco,
coltivare uno spazio di gentilezza verso di sé o nel quotidiano sembra quasi naif, ridicolo. Io stessa pensavo, ma cosa vuoi che freghi alla gente se in un sentiero io trovo un tarassaco che è diventato soffione? Ma quale banalità! E invece sto raccogliendo persone sensibili che riportano questa cosa in loro stessi. Quindi questo è anche il legame che crea la scrittura, cioè il messaggio arriva dove può attecchire, proprio come in natura. Ma gli alberi insegnano anche tante altre cose, tipo a non aver paura di ricominciare da capo, quindi il ciclo, la ciclicità, ecco, della natura è una cosa in cui trovo molto conforto, perché anche una foglia, dico sempre, che sembra nascere, crescere inutilmente, cadere, e invece torna linfa per il terreno e lo stesso magari albero. Quindi trovo una cosa fantastica e molto molto di speranza concreta per anche a cui aspirare, anche aggrapparsi e creare, ecco, perché tutto questo smuove, almeno in me, che le camminate nella natura smuovono tanta linfa creativa che poi sfocia in questo caso in questi piccoli racconti, ma anche in esercizi, sequenze, meditazioni di yoga, e quindi è proprio un mondo a cui attingo. Devo però ricordarmi spesso di rallentare, di dire aspetta un attimo, non stai correndo da nessuna parte, accumuli cose da fare ancora, per quale motivo? Torna all'essenziale, cos'è che ti nutre, hai spazio per te. È molto difficile nelle vite che poi ci creiamo, molto frenetiche, indaffarate, in cui tendiamo a accumulare in modo ansioso cose da fare, esperienze da provare e persone da non scontentare e via dicendo. Grazie. Grazie mille. Allora, torniamo. Ah no, c'è il verso di qualcuno. Sì, Sì. giusto, di passaggio. Allora Scusa. io faccio un fringuello. Ma ascolta una cosa, ma se tu fai questi versi ti rispondono? Perché questa è la controprova. Sì. Nel momento degli amori ti rispondono. Vabbè. Volevo anche fare una domanda, se l'avevi portato, siccome il messaggio della Meloni che ha fatto dopo il referendum aveva sto sottofondo di uccelli, non so se era lui che faceva sti versi. Era lui che la perculava. Oppure no, oppure erano veri. Ma allora, torniamo al libro di Mauro. Allora, la ragazza, appunto la nipote, con questa ansia di andare a curare gli alberi malati, e lei, perché lei è rimasta nel paesello natio mentre il fratello se n'è andato a far soldi dalle altre parti, ricercando, ovviamente attinge ai propri studi, ha fatto l'università, ha fatto scienze forestali, ma gira per vari posti di montagna a cercare il sapere antico dei montanari, alcuni di età improponibili, tra i 90 e i 100 anni. Esiste quella dei 100. Quella, la Whipple o sì. La signora Moena ha 101 anni e l'ho vista l'altro giorno. Ah, ecco qua. Ovviamente sperimenta queste ricette magiche che danno queste persone, ma alla fine si scrive nel libro, scrive Mauro, se non avessero funzionato a sanare gli alberi, la collezione di quei rimedi empirici avrebbe almeno salvato qualcosa della atavica cultura montana ormai spazzata dal tempo. Io un po' di quella cultura montana l'ho annusata nei miei vari giri, però
sono d'accordo con te, che si va spegnendo, e soprattutto rimane, come dire, la versione folcloristica di quella cultura montana, che è molto peggio. E invece c'è un'essenza vera, profonda, che noi forse abbiamo già perduto, ma insomma avremo il dovere di tramandare quel poco che ci rimane. Ecco, vorrei ragionare con te su questo. Allora, Josip Brodsky, che è sepolto qui, premio Nobel, diceva: se c'è qualcosa che può sostituire l'amore, questa è la memoria. Mi pare che è sepolto qui in qualche isola, no? In Brodsky. Ecco. E lontano da me assolutamente la nostalgia dell'allora stavamo meglio, allora eravamo più bravi. C'è una poesia di Giacomo Noventa in cui una frase dice così che in ultima, poeta dialettale ma immenso, così che in ultima mi non starò coi altri veci intorno al fogo, così che in ultima mi non starò a dir noi altri. Noi altri chi? Ogni epoca ha eroi, farabutti, martiri, santi, eccetera, eccetera. Quindi, però, seguendo Brodsky, se c'è qualcosa che può sostituire l'amore, questa è la memoria. Io ho cercato di mettere in questi libri, di salvare quello che è stato, lo vogliamo chiamare memoria o storia, chiamiamola come quello che è stato negli anni passati, nelle epoche, nei secoli, ma io non mi allungo fino ai secoli. E quali sono i metodi? Ma allora uno può dire, ma che serve? Perché oggi ho qualche preoccupazione che ricordare quello che è stato non interessi più a nessuno, soprattutto ai ragazzi. Provate a parlare del Vajont a un ragazzo di 17-18 anni. Quindi, quali sono i metodi per imbalsamare la memoria, cioè quello che è stato? Beh, la fotografia, la pittura, la scultura. 500 anni prima dell'avvento dell'era cristiana, nella Magna Grecia non scrivevano, si parlavano, diventava l'epica. Lassù da noi, io ho avuto la fortuna e soprattutto la necessità di andare nelle stalle a sentire le storie, perché lì c'era caldo, a 2 o 3 vacche, erano i filò, i famosi filò, e lì raccontavano questi raccontato. Mia nonna era analfabeta, mio nonno lo stesso, entrambi del 1878, ma sapevano raccontare dei morti, della scuola del Bonzua che veniva a prendere i morti. Che Edgar Allan Poe era un principiante, e quello dell'altra di un mese dopo andava o la sera dopo andava in un'altra stalla e ripeteva questa storia aggiungendo del suo. È nata l'epica così. Poi oggi ti dico, ma era vero quella roba lì? Non rovinatemi una bella storia. Elias Canetti con La verità. Pessoa, la verità è nemica della letteratura. Uno scrittore deve scrollarsela di dosso come il cane si scrolla l'acqua dal pelo. Io ho scritto dei libri inventandoli, trovo qualcuno di Ayrton molto rari. Bugiardo, ma anche Juan Rulfo ha subito questa onta. Juan Rulfo, La pianura in fiamme, il più grande libro che ho letto nella mia esistenza. La pianura in fiamme. E Rulfo, amareggiato, diceva: nel mio paese, era nato a Jalisco in Messico, nel mio paese mi danno del bugiardo, perché non trovavano i personaggi che lui aveva. Ma benedetto il Dio, ma come fai a Ayrton? Tutte balle, perché non ti dicono invenzione letteraria, ti dico ballista. Maledetta, diceva Celio, del quale ho scritto un libro, l'ultimo somma maledetta, l'ignoranza mal distribuita. Leggetevi L'ultimo sorso, la storia di un amico ertano del 10 che non ho mai conosciuto una mente così. Comunque adesso mi sono perso, cosa stavamo dicendo? Quello del sapere. Sì, ecco, bisogna salvare quello che è stato, ma non per nostalgia, ma per soddisfare questo sentimento naturale che è la curiosità. Ma non la curiosità se Belen Rodriguez è andata con quello o con quell'altro. Quella è la curiosità del gossip da cortile. La curiosità di sapere. Io vorrei sapere
200 anni fa, cos'era qui? Mi interessa come vivevano, come facevano le gondole, come affilavano le asce. È una curiosità. Uno può anche dire ma non serve, no? Quando chiesero a Borges ma serve la poesia, e il mal di denti serve, rispose Borges, e il profumo del caffè serve. Allora, e noi serviamo, si chiedeva Borges a uno sciagurato che gli chiese se servisse la poesia. Quindi, come diceva Mozart, la musica, io ho cercato, per esempio ho scritto un libro, Il canto delle maniere, che presentai qui in un'isola dove c'era il museo delle asce dei maestri d'ascia veneziani. Adesso non mi ricordo se era l'isola dei morti, non mi ricordo più perché ero su di giri, sono caduto anche nell'acqua. Forse era uno squero. Ah, bravo, ecco, ma una meraviglia le asce. E quindi io in questo libro, col pretesto di raccontare una storia di un fratello di mio nonno, 32 anni di Austria, e poi boscaiolo eccezionale, eccelso, però morì sotto un faggio, perché tutta la sua esperienza, il nonno mi diceva, sta attento quando tagli, io ho fatto il boscaiolo, il minatore, il cavapietre, ho fatto di tutto, sta attento quando tagli un albero, parole di mio nonno, 1 metro, quasi 2 metri, 3 parole all'anno, sta attento quando tagli un albero, che gli fai le gambe e si mette a camminare e non sai dove va. Quindi col pretesto, vedi che sto divagando, ma per salvare questa, nel canto delle maniere, col pretesto di raccontare una storia poi inventata, c'è pochissimo di vero, c'è questo fratello che morì. Ho voluto salvare gli usi, i costumi, le tradizioni, la tecnica, la tecnologia dei boscaioli fino agli anni 50. Guardate che tirare giù un tronco, i boldi, giù per i canaloni ghiacciati, e dove non c'era neve li ghiacciavano apposta con l'acqua, perché lo toccavi e andava in fondo. E le teleferiche con le cavalette, con le traenti, era una roba. E vivevano. Adesso io ho visto in Austria, ma anche in Trentino, anche l'anno scorso, boscaiolo di oggi, ecco perché è pericoloso anche, sta seduto su un trattore con una, come si chiama quelle che giocano i bambini, le PlayStation, le joystick, la console, e allora tagliano, c'è un macchinario che sembra lunare, taglia l'albero, intendo alberi da lavoro, abeti, larici, lo taglia, poi lo prende così come soffocare, fa e lo srama in 3 secondi, poi fa i pezzi da 4,20 metri e poi sempre lavorando così, neanche lo toccano l'albero, lo prendono, caricano sul camion. Poi non vi dico la tecnologia delle teleferiche, allora così si può anche distruggere di più. E tutto questo perché? Per fare skate. Siamo eroinomani di skate, c'è anche chi non ha da mangiare, ma ci hanno educato che l'uomo di successo, la donna, il vecchio, il bambino, l'angelo, è quello che fa skate. Andate in giro in Val Badia, in Val di Fiemme, Val di Fassa, c'è un libro bellissimo di Jean Genot, che io chiamo Giono perché era italiano, quello dell'Ussaro sul tetto, Collina, un re senza distrazioni, il serpente di stelle, bellissimo, che ha scritto un libro meraviglioso che dovrebbe essere messo su, lettere ai contadini sulla povertà e la pace. E dice Giono ai contadini: perché produrre 800 quintali di grano quando basterebbero 80? Ma guardate che siamo precari di questa. Noi pensiamo sempre che si ammalino gli altri, che muoiano i figli degli altri, che facciano gli incidenti. Siamo precari. Io ho 76 anni, me sono neanche accorto. E quindi investire un po' di tempo libero per noi, ma dobbiamo sapere cosa volere da noi. Ernesto Sabato
disse: signori, la vita si scrive in brutta copia e non c'è tempo di correggerla e ricopiarla in bella. Rilassiarci un po', non fa male. Noi puntiamo il dito sulle guerre di oggi e su Trump e su Gaza, su Netanyahu, su Putin, dei farabutti, questi qui, uccisori di persone inermi. Rispondo io di quello che dico. Però vi siete mai chiesti, e noi chi siamo? La guerra parte dai cortili di casa nostra. A lui hanno avvelenato i cani. Che male può fare uno come Costante? La guerra siamo noi, non ci parliamo da vicini, da cortile. Allora, diceva la Rochefoucauld, perdonatemi questa citazione, ma non so altro, devo cavarmela così. La Rochefoucauld nel 1700, poi c'è anche Nicolas de Chamfort che scrive, la Rochefoucauld 1700 e rotti, diceva: nelle disgrazie, ha scritto un bel libro, lui era un cortigiano che però si era messo a scrivere come Nicolás Gómez Dávila, colombiano, Escolios, e sono frasi che ci fanno riflettere. Poi non è detto che le applichiamo, magari. E diceva la Rochefoucauld, nelle disgrazie dei nostri migliori amici, c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. Tu trovi la tua amica, il tuo amico con una gamba rotta, che ha stufato, con la bicicletta, oppure sono spaccata una gamba, no cazzo, mi dispiace, giri l'angolo, la che sta bene. La guerra siamo noi, nel piccolo, moltiplicata per l'umanità intera diventano le guerre di oggi. Non scostiamoci, E questo è, e lo dico qui in questo libro. Nei miei libri c'è sempre questo conflitto, no? Sotterraneo. Ciao, come stai? Che bello rivederti e non vedo l'ora che crepi. Per quello che io ho pochi amici. No, perché li fiuto, sono come un cane. Io sono un cane da tartufi umani, sento subito sementi. E purtroppo te lo dico. Celio, quello che ho scritto la biografia, diceva: Mauro, non sta mai a dire mona un mona, se no ce l'avrai sempre contro. Comunque non ho capito la domanda. Fai. Ancora una e poi chiudiamo. Ma io pensavo proprio di concludere. Qui, quando la clessidra la giriamo, non vi è più giù niente, è ora di andare. Sta finendo. Allora. No, andando verso la conclusione che lascio a te, Antonella, volevo solo appunto ricordare, giustamente, da libraio non posso che farlo, che noi ovviamente a chi volesse possiamo vendere i libri di Mauro e di Marianna, e loro sono sicuro... Salvate il soldato Ryan, salvate questo libro macellato da quei becchi della Mondadori. Eccolo qua. Io non so niente, io sono la Toletta, quindi no, invece appunto volevo dire una cosa ultima sul libro di Marianna, che secondo me, appunto, correggimi se sbaglio, è un libro che si può leggere anche in maniera non sequenziale, perché non ha una trama. E allora se avrete voglia di comprarlo, io vi suggerisco di leggere verso la metà del libro un racconto delizioso che parla di un cagnolino che dopo è diventato un cane, che adesso non c'è più, che si intitola Kurt. Leggetelo perché è di una delicatezza e di una poesia uniche, assolutamente. Grazie Marianna per averlo scritto. Grazie a tutti quanti. Bene, allora sono a disposizione per il Vi saluto con l'epitafio, siccome mi mancano 8 giorni alla fine. Sto morendo, disse Oscar Wilde, al di sopra delle mie possibilità. Allora vi lascio con potrò dirvi un'altra cosa più bella, ma preferisco essere cinico. Non sulla tomba, perché io non avrò una tomba e una lapide. Io avrò la cassetta della cenere e un po' gliela do a Poiana perché si spaventi. E sulla cassetta di cenere farò scrivere, ovviamente se mi daranno retta, perché quando sei morto... Ma allora me la scrivo da vivo. Mi faccio una cassetta di cenere
Guarda, metto poi- dentro il cenere della stufa di cui giace Mauro Corona, uomo iniquo e perverso. Pregare per lui è tempo perso. Antonella.